rinnovo del contratto a Francesco Guidolin. Oggi, a suggellarlo, la squadra ha confezionato una partita di quelle che piacciono al tecnico biancorosso, fatta di ritmo, di pressing, di gioco sulle fasce laterali. Un 2-2 spettacolare, una gara di grande intensità. Peccato per alcune ingenuità difensive, costate i gol di Chiesa e Carenbo nel primo tempo. Ma Lopez e soci hanno ritrovato subito idee e gambe per recuperare il risultato, sfiorando a tempo scaduto con Murgita il colpo finale, e non ci sarebbe stato da gridare al furto. Un Vicenza che deve fare a meno di Mendes e schiera Belotti. Peraltro il giovane ex difensore del Nola è andato in crescendo in una partita che l'ha visto attento in difesa e efficace anche nelle proiezioni offensive. C'è Lombardini con Ambrosetti e Viviani che siedono in panchina. Pronti via, Vicenza in avanti, Rossi, tornato il Rossi che il Vicenza aveva celebrato nella prima parte del campionato, crossa per Otero, la conclusione è parata dal giovane portiere Sereni. Dopo 16 minuti si fa vedere in avanti anche la formazione blu cerchiata. Al cross Balleri, il suo affondo trova pronto Mondini a smanacciare. Il controllo di Chiesa, 2 volte al tiro. Sulla seconda conclusione l'estremo difensore vicentino è pronto di riflessi. 19esimo e la Samp rompe gli indugi. Lungo pallone per Chiesa che riesce a superare Grossi. Forse partito in fuorigioco, ma il fantasista blu cerchiato brucia sull'uscita Mondini con un pallonetto millimetrico. 21esimo, la replica del Vicenza non si fa attendere, punizione di Lopez, respinta con difficoltà da Sereni, arriva Murgita che di testa però non riesce a dare forza alla conclusione. 24esimo, Chiesa, grande sventagliata per l'olandese Zedorf che al volo cerca l'incrocio dei pali. La sfera sorvola la traversa. Un minuto, il Vicenza cresce, oramai padrona del campo, Rossi, Lombardini, Maeni, Rossi, Murgita. Da fuori la conclusione di Di Carlo, il pallone radente terra, esce sul fondo. Passano appena 30 secondi, Vicenza insiste, ancora un'azione sulle fasce laterali, Belotti, Murgita, Rossi che arriva a tu per tu, la conclusione trova Sereni, pronto alla deviazione in angolo. 35esimo, azione blu cerchiata, Chiesa, cross con la palla che danza davanti alla porta, arriva Grossi a mettere in calcio d'angolo, Mondini si lamenta, avrebbe voluto un retropassaggio di testa e da quel calcio d'angolo la Sampdoria estrae dal cilindro il raddoppio. Palla attesa, interviene Carenbo che anticipa un incerto Mondini e sigla il 2-0. Il Vicenza ha immediatamente la riscossa nelle gambe, la squadra è tonica e va subito in avanti. Cross di Belotti, colpo di testa di Murgita, la palla si impenna, il portiere della Sampdoria è incerto. Rossi ci crede, va sulla palla e la mette in fondo al sacco. 46esimo, ancora Belotti sulla destra, non c'è più Capitan Mannini in campo, il giovane difensore Sacchetti. Il centrocampo blu cerchiato soffre la forza dinamica e di idee del Vicenza. Eriksson, ottavo, gran tiro di Belotti e splendida risposta di Sereni. Nono, azione e cross di Rossi dal fondo che non riesce però a sortire effetti. Rossi, a parte il gol, è tornato il giocatore di fascia che tutti si attendevano. Stanza, palo. 23esimo, Chiesa, Fedor, Bellucci, giovane centravanti, sbaglia clamorosamente il tiro. 26esimo e lo stadio Marassi applaude un'invenzione balistica di Otero. La palla calciata dall'uruguaiano si stampa nell'incrocio dei pali. Rientra in campo il pallone, Ambrosetti chiude su Sereni. 28esimo, tiro di Chiesa che anticipa una lunga uscita di Mondini. Il pallone a porta sguarnita esce più niente. 29esimo e il Vicenza ritrova il pareggio, un meritato riequilibrio del risultato. Palla a Belotti, Otero, Ambrosetti esplode un tiro di potenza incredibile, non c'è niente da fare per il portiere blu cerchiato. Entra Maniero nella Samp, esce Bellucci. 37esimo sugli sviluppi di un fallo laterale. 43esimo il solito grandissimo Chiesa mette palla in area di rigore, sull'area piccola nessuno ne approfitta, Maniero è quasi sorpreso. 44esimo protesta la Samp per un presunto calcio di rigore, l'abbraccio di Belotti su Maniero, il fischio dell'arbitro, la paura vicentina,
poi si riprende, semplicemente con un calcio di rinvio dal fondo, con palla per Murgita, e il gol dei 3 punti rimane sulle punte dei piedi del centravanti, manco a dirlo, di Genova, che avrebbe pagato non so cosa per segnare il gol della vittoria. Oggi comunque termina il girone d'andata, il Vicenza ha messo in cascina 24 punti. Sembra un sogno, ma non lo è. Anzi, la squadra di Guidolin è una incredibile, concreta realtà.